Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo i titoli. Terreni inariditi dopo un inverno senza piogge, gli agricoltori si sentono abbandonati, mentre il presidente Schifani chiede lo stato di emergenza. Oltre 1000 persone resteranno senza casa a Messina dopo gli espropri previsti per il ponte. Oggi la prima mobilitazione. Barchino affonda al largo di Lampedusa, muore annegata una 18enne gambiana, salvati 45 migranti. Arrestato 16enne di Caltanissetta, perseguitava la ex fidanzatina, aveva postato anche una sua foto nuda. Bilancio delle feste, turisti a Catania soddisfatti a metà, Castellursino ha preso d'assalto ma sono troppi i monumenti chiusi. Anna Castiglia, giovane amatissima cantautrice catanese, riparte dalla sua città per un tour che avrà il sapore della primavera. Questa sera il concerto a Catania. Calcio, dopo la vittoria in Coppa Italia il Catania si rituffa nel campionato dove è impegnato nella lotta per evitare i play-out. Domenica sfida importantissima in casa del Francavilla. A Palermo esonerato Corine, arriva Mignani, ex tecnico del Bari. La siccità diventa sempre più preoccupante. Dopo un inverno quasi senza piogge, agricoltori e allevatori sono in ginocchio. Siamo stati con Francesca Loi nel Siracusano, il servizio. Non servono parole, bastano queste immagini. Una dello scorso anno, l'altra di adesso. La differenza è lampante. Oggi di verde non c'è nulla. In Sicilia la siccità diventa sempre più un problema. Per toccare con mano questa emergenza siamo andati in un'azienda agricola del Siracusano. Anche qui a Palazzolo a Creide è piovuto davvero poco. Questo campo doveva essere per il foraggio, invece è così. Ha più di 2 mesi che non piove e questi sono i risultati. Questo era un campo di foraggio per gli animali che da 500-600 euro di spesa non può durare zero. La situazione si fa sempre più critica. La mancanza di acqua sta mettendo a dura prova tutto il comparto. Dagli allevamenti da carne a quelli da latte non ci sarà produzione. Dobbiamo sempre importare tutto dall'estero con costi elevatissimi. Che la situazione sia drammatica lo dice anche Schifani. Proprio poche ore fa il presidente della regione ha chiesto lo stato di emergenza nazionale, ma secondo chi lavora nei campi la politica dovrebbe fare molto di più. Ci daranno delle sovvenzioni fra 2 anni, oggi ci servono perché siamo in crisi totale. Ci sono aziende che stanno chiudendo, che stanno mandando gli animali a macello perché non possono più sostenere le spese. Farete altre proteste? Sì, le faremo, continueremo a fare proteste perché qualcuno, o la regione o lo Stato o la comunità ci deve aiutare perché siamo in crisi e in perdita totale. E così, tra razionamenti d'acqua nel palermitano, dissalatori e inviti a moderarne i consumi, si pensa già a cosa potrebbe accadere in estate. Intanto siamo ancora in primavera e la siccità impera. Ecco, cosa potrebbe accadere in estate? Cosa si fa per la prevenzione incendi? Sentiamo Tonino De Mana. È già emergenza incendi e siamo soltanto all'inizio di aprile. In una Sicilia arsa alle prese con la siccità e la crisi idrica, un'altra emergenza è alle porte per un problema irrisolto che si ripete ogni estate. E alla vigilia dell'estate, come sempre, si leva alto il grido d'allarme dei vigili del fuoco, alle prese con croniche carenze di organico e con problemi strutturali e di mezzi in tutti i distaccamenti siciliani. Non le manda a dire Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB Vigili del Fuoco. Noi come Vigili del Fuoco e come organizzazione sindacale non possiamo ammettere che i Vigili del Fuoco arrivino allo stremo e poi si intervenga, ricordando che l'esclusiva del soccorso tecnico urgente è solamente dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco fanno soccorso tecnico urgente, rischiano quotidianamente per gli interventi e per la grande mole di lavoro che c'è nel territorio. Barbagallo sollecita l'attivazione delle squadre boschive e naturalmente in tempi utili. Noi come Vigili del Fuoco non possiamo aspettare e accettare che prima accada l'evento, così come ogni anno dove c'è la distruzione totale nel territorio per la mancanza di prevenzione e messa in sicurezza, e poi si aggiungono squadre ulteriori nel territorio. Primo caldo e primi interventi sull'Etna con incendi
di macchia mediterranea nella zona di Pedara, frazione di Tarteria, e a Zafferana, dove è stato necessario l'impiego di un Canadair. A Messina adesso, dove va avanti l'iter per la realizzazione del ponte sullo Stretto, si parla ormai di espropri e inizia la mobilitazione dei proprietari. Francesco Triolo. Sto vivendo un momento di incazzatoria terribile, non è dramma il mio. La casa non me la potranno togliere perché non faranno nulla, io sono convinta che non faranno nulla. Perché è tutto sbagliato, tutto quello che hanno fatto, progetto, tutto, stiamo facendo tutte le controdeduzioni, insomma se la dovranno vedere con noi. La casa della signora Mariolina è a Torre Faro, proprio sullo Stretto, una di quelle che vedete in queste immagini. Stamattina era presente anche lei al comune di Messina per un'assemblea degli espropriandi indetta dal comitato Invece del Ponte. Espropriare in questa maniera, in maniera selvaggia, una zona come Torre Faro, dove dovrebbero andare via centinaia di famiglie, è veramente pazzesco. Io personalmente, se la mia casa dovessi darla ad una cosa veramente utile, un ospedale, un ricovero per anziani, un ricovero per bambini disabili, gliela darei molto volentieri, perché non si tocca lo Stretto non si deve toccare. Di trovare quella strategia giusta per fermare questo delirio pontista, perché noi, non noi sole le espropriagli espropriandi, quasi l'intera collettività lo vede come un delirio. Sale la mobilitazione soprattutto perché molti hanno compreso come ad essere interessate non ci sono solo le case di Torre Faro, ma intere zone, anche in pieno centro città e nella zona sud, tanto che si preparano già i ricorsi. Certamente ci sono profili di violazioni di legge evidenti, ma ci sono altrettanto evidenti violazioni di norme costituzionali e della normativa europea per un decreto legge che ha risuscitato un progetto ormai morto e archiviato, che lo ha fatto tornare in vita senza fare gara, ma moltiplicando i costi al di là delle norme europee. I carabinieri hanno diffuso il video in cui un uomo di origini albanesi accoltella il suo vicino di casa, lo vedete in queste immagini, a Carini vicino a Palermo, almeno una ventina le coltellate inferte durante la risa avvenuta vicino a un centro scommesse. La vittima è ricoverata in gravi condizioni, l'aggressore è stato fermato poche ore dopo, per lui l'accusa è di tentato omicidio. Nuova tragedia del mare, una migrante di 18 anni muore annegata dopo che il barchino sul quale viaggiava si è rovesciato. Desiree Ferlito. Un barchino proveniente da Sfax in Tunisia si è inabissato nelle acque di Lampedusa. Tra i 45 naufraghi salvati da una motovedetta della Guardia di Finanza c'era anche il cadavere di una ragazza di 18 anni originaria del Gambia. La giovane è annegata durante la notte in acque maltesi dopo che il barchino in ferro sul quale viaggiava è affondato. A identificare il cadavere sono state le cugine di 19 e 18 anni con le quali viaggiava, due ragazze che adesso sono sotto shock. Il gruppo, composto da persone originarie del Sudan e Guinea, ha riferito di aver pagato 1.500 dinari tunisini per la traversata, poco meno di 500 euro. Intanto non si placano gli sbarchi. Sull'isola sono 980 i migranti presenti all'hotspot dopo la raffica di ieri. Fra loro anche 40 minori non accompagnati, che assieme ad altre 200 persone verranno trasferite a Porto Empedocle per alleggerire la struttura che è in grado di ospitare appena 400 persone. Avevano trasformato un appartamento in un bunker blindato nel quartiere San Cristoforo a Catania. I carabinieri hanno arrestato un 23enne e due fratelli minorenni. I militari hanno approfittato dell'ingresso di un cliente per fare irruzione nel centro dispaccio, che era protetto da un portone e da una porta blindata. Su una parete era stato installato un grande monitor su cui passavano le immagini di 9 videocamere che consentivano al pusher di monitorare tutto il perimetro della palazzina. A ridosso della grande TV erano stati posizionati 2 pulsanti che permettevano il primo l'apertura del portone d'ingresso ed il secondo l'apertura della porta blindata. Messaggi continui, gelosia soffocante e minacce all'ex fidanzatina, fino a postare sui social per vendetta una sua foto intima. Arrestato a Caltanissetta un 16enne che non accettava la fine del rapporto con una sua coetanea. Roberta Lunghi.
Mi lasci? E allora la vendetta è servita. Un crescendo di persecuzioni culminato con la pubblicazione su Instagram di una foto intima della sua ex ragazza. È stato arrestato dai carabinieri a Caltanissetta un sedicenne, per lui accuse pesanti, minaccia, atti persecutori e diffusione di immagini sessualmente esplicite. E proprio l'ultimo atto compiuto dal ragazzo, incapace di accettare la fine di una storia tra adolescenti, ha portato la giovane a rivolgersi ai carabinieri. Quel giorno il suo ex fidanzato le aveva mandato 125 messaggi e durante il tempo trascorso in caserma la ragazza aveva ricevuto anche 8 telefonate. Un segno inequivocabile di un comportamento da non accettare ma da denunciare, come la gelosia crescente fino a diventare soffocante, i messaggi intimidatori, ti sotterro e ancora, per me sei morta, sei una falsa che non si ama più e che illude, ma tranquilla, ora ci penso io. Lui ci ha pensato postando quella foto, ma lo hanno fatto anche i carabinieri, con l'arresto e il sequestro del cellulare, disposto per lui l'obbligo di rimanere in casa dalle 20 alle 7, oltre al divieto di avvicinarsi alla vittima o di contattarla. Archiviate le festività pasquali, a Catania è tempo di bilanci, turisti soddisfatti a metà. Tonino De Mana. Calato il sipario sulle festività pasquali, con i turisti che hanno ormai raggiunto le rispettive sedi di origine, a Catania è tempo di bilanci con la consapevolezza che si poteva fare di più. L'invasione c'è stata e a parte chi ha scelto il mare, complice il meteo favorevole, la montagna, altri, specie per chi ha optato per arte e cultura, non possono ritenersi soddisfatti al 100%. E se il Castello Orsino ha fatto la parte del leone facendo registrare 800 ingressi tra Pasqua e Pasquetta, le terme achilliane si sono fermate a 300 paganti, le note dolenti arrivano dai musei chiusi alle ciminiere, con Teatro Greco e Casa Verga che continuano ad essere poco conosciuti e quindi poco visitati. E in una città che vive di turismo fa certamente male questo lucchetto che da anni sbarra la porta dell'anfiteatro romano off limits per interminabili lavori di restauro. Ci troviamo soltanto ancora a metà del fiume, a metà del guado. Per quale motivo? Perché a parte alcuni siti importanti, Castello Orsino per tutti, una buona parte degli altri sono rimasti chiusi. Mi riferisco al Museo Berliniano, a Casa Verga, mi riferisco ancora alle ciminiere. Bene, se noi come città volessimo seriamente sviluppare questo turismo culturale non possiamo non tenere aperti costantemente questi siti tutti, perché senza di questi ci dovremmo accontentare, per quanto buono, gustoso, soltanto del turista che acquista l'arancino. Invaso a Pasquetta il boschetto della Playa, dove molti hanno lamentato la totale assenza dei servizi igienici. E il 25 aprile non è poi così lontano. La speranza è che la storia non si ripeta e guardando le rovine romane corre alla mente un detto: sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio, siamo a Catania. La pedonalizzazione di Piazza San Francesco, avviata da qualche giorno, piace poco ai residenti, soddisfatta invece Legambiente che chiede però più controlli. Luca Ciliberti. Che cosa è successo? No, sono andata a dire che questa bellezza i catanesi se la devono meritare e devono preservarla. La pedonalizzazione di Piazza San Francesco a Catania, avviata da qualche giorno dall'amministrazione Trantino, piace poco ai residenti o chi si trova lì per lavoro. Trovano soprattutto difficoltà nei parcheggi, soddisfatta invece il Legambiente che però chiede più controlli. Guardate com'è chiusa, con questa macchina veramente, questo signore che ha messo la macchina qua è uno che odia la bellezza, è un ladro di bellezza. 5 minuti, no? Perché qua non si può parcheggiare. Non si può parcheggiare, sono soltanto 2 minuti, ho scaricato la merce. Ma neanche quello si può fare. Neanche quello? E come la scarico la merce al locale? Mi dovrebbero fare un carico e scarico merci, il comune, qualcosa del genere. Non si può parcheggiare qui. Lo so, ma come devo andare a lavorare? Io non lo so, però hanno chiuso, è chiuso al traffico. Lo so, avete ragione, adesso ci operiamo per toglierle tutte le macchine. Non ci sono posti. L'ha fatto, ha cambiato, sì, ha fatto la piazza pedonale, però noi che abbiamo disabili a casa subito non abbiamo né posti né niente. Che è successo? Non si può stare qui, non si può parcheggiare. Lo so. E allora? Ora sto provvedendo. Sta spostando? Scusi, non si può parcheggiare qui, è chiuso al traffico. Dove la devo parcheggiare? Qui?
E quindi io che lavoro da questa parte, come ci dovrei arrivare? Però più avanti ci sono le strisce blu. Strisce blu, esatto, da non confondere gli stalli e i parcheggi con le strisce blu. La formula chimica, quasi quasi mi verrebbe da dire, della mobilità sostenibile è disincentivare l'uso del mezzo privato e incentivare l'uso del mezzo pubblico, ma insieme, perché se si fa prima l'uno e poi l'altro non funziona. E siamo agli spettacoli. Anna Castiglia, giovane e amatissima cantautrice catanese, riparte dalla sua città per un tour che avrà il sapore e il colore della primavera. Questa sera il concerto a Catania. Roberta Lunghi. Sono una vittima eclettica e non escludo la politica, la musica. Catania punto di partenza e di ritorno, luogo dell'anima e fonte di ispirazione. Per Anna Castiglia, con ancora negli occhi la folla di Piazza Duomo a Capodanno, adesso la sua Catania è il luogo di inizio non casuale del tour italiano nei club. Stasera allo Zoo Centro Culture Contemporanee, il primo dei 7 concerti che in Sicilia toccheranno domani Palermo e il 6 aprile Messina. Abbiamo deciso di partire da qui perché da dove io sono partita, quindi ricominciare da capo, andare dove sono nata, quindi a Catania, e fare anche più date in Sicilia perché è una regione che viene toccata pochissimo dalla musica dal vivo. Mi piacerebbe portare la musica dove non c'è. Via gli abiti invernali, il tour avrà il sapore della primavera. È il risultato di un lavoro fatto durante l'inverno, quindi di tante prove che hanno dato il via a questi pezzi, più che i pezzi che in realtà sono vecchissimi, agli arrangiamenti e alle versioni che faremo stasera. Sono tutti pezzi inediti, ovviamente farò anche quelli che ho pubblicato, però suonerò i pezzi che poi faranno parte del mio album che uscirà in futuro. Anna Castiglia e la sua chitarra, quasi un tutt'uno, come quel tratto distintivo di sapere giocare come pochi con le parole, termini a volte ricercati, mai usati in modo pretestuoso, fino a sganciarsi dall'italiano per rendere i sentimenti come solo il suo dialetto sa fare. Ma io mi sentivo a fare poppetta, ma basta famiglie, bunchiare a sacchetta. 5 singoli da indipendente, tanta strada fatta nei live, tra gli altri con Max Gazzè, e quell'X Factor che l'ha fatta conoscere al grande pubblico che sembra lontanissimo. Anna è pronta a raccontare il suo presente nei club, certi che il participio presente che racconta dell'eterna gavetta di chi comincia sia agli sgoccioli. Per colpa della trap, per questo ho fatto cambiamenti radicali. Adesso il mio modello è Gali. Disturbi della vista, cataratta, maculopatia, distacco di retina saranno gli argomenti di Sicilia 24 Focus di oggi su Telecolor in diretta alle 14:30. Ospite di Adelaide Barbagallo, il dottore Antonio Marino, primario di oftalmologia all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Le vostre domande con un messaggio al 342 745 5005. La trasmissione sarà anche in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi la pagina sportiva. Ed eccoci al calcio. Il Catania, dopo la vittoria in Coppa Italia, si rituffa nel campionato dove è impegnato nella lotta per evitare i play-out. Domenica sfida importantissima in casa del Francavilla. Marco Carli. La vittoria in Coppa Italia, che ha portato entusiasmo e convinzione, anche ascoltando le parole dei calciatori a fine gara, va usata per il campionato. Il Catania, che ha conquistato un importante trofeo, il primo della sua storia, è contemporaneamente impegnato nella lotta per evitare i play-out. E domenica alle 18:30 c'è una partita importantissima in casa della Virtus Francavilla, terzultima, che gioca con il 3-5-2 e attende i rossazzurri sul suo campo di dimensioni ridotte. Zeoli verifica le condizioni dei suoi dopo il grande sforzo dei supplementari con il Padova, ma c'è anche la componente psicologica che deriva dall'entusiasmo di ragazzi come Marsura e Costantino, capaci di decidere la finale di Coppa con i loro gol. Sono stato criticato tanto, non ho reso e non sto rendendo in campionato come io mi aspettavo, però insomma dai, questa gioia penso un po' di meritarmela. Sono contento di essere rimasto
e anche dalle scorse partite mi sentivo che era cambiato qualcosa. Ho sempre avuto la fiducia dei miei compagni e del mister. Possibile che venga utilizzata ancora la difesa 3? Furlan e Cicerelli sono squalificati, vanno verificate le condizioni di Cianci, colpito duro da Delicare in occasione dell'espulsione, e di Monaco, che ha chiesto il cambio. Rispetto al Padova rientra Welbeck, mentre sarebbero da escludere i recuperi di Sturaro e Teio. Ballottaggio a destra fra Boea e Rapisarda, con il primo ancora favorito, ma al di là del modulo e degli interpreti resta determinante l'approccio e la serenità nel giocare il pallone. Per questo la vittoria in Coppa può avere un valore doppio nella storia del club e nel rendimento di quest'ultima fase di stagione. Il Palermo si è affidato a Michele Mignani e Sannorato Corini, il neo allenatore, oggi dirige il primo allenamento. Marco Gullà. 51 anni, una promozione dalla C alla B e un'altra sfiorata sempre con il Bari dalla B alla A, sfumata all'ultimo secondo nella finale playoff contro il Cagliari. Michele Mignani, nuovo allenatore del Palermo, ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per il prossimo anno, ma tutto dipende dai risultati che otterrà in queste restanti giornate di campionato e ovviamente dai playoff. Il tecnico dovrà prima trovare la quadra dal punto di vista tattico. Il sistema di gioco prediletto è il 4-3-1-2, ma in diverse partite ha schierato il 4-3-3, soprattutto all'inizio dell'ultima stagione col Bari. L'organico dei rosanero, costruito proprio per il 4-3-3, è ricco di esterni offensivi, ma il trequartista per il gioco di Mignani è imprescindibile. Col 4-3-1-2 potrebbero esaltarsi giocatori come Ranocchia, Henderson o Vasic. L'esordio sabato al Barbera contro la Sampdoria alle 16:15. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro spazio di approfondimento. Grazie a tutti, una buona giornata.